Aveva messo a segno una trentina di colpi. La banda dei Bancomat è stata condannata in primo grado. Pene detentive dai 10 ai 14 anni per un totale di quasi mezzo secolo. Lo ha deciso il Tribunale di Padova. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Benedetto Roberti sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Treviso e della compagnia di Padova. 5 i componenti della banda, 4 residenti nel Trevigiano ed 1 nel Padovano, devono rispondere di associazione a delinquere dedita a furti con esplosivo a danno di sportelli Postamat e Bancomat del nord Italia. Il primo colpo fu messo a segno il 1° luglio del 2019 nel Padovano, poi una raffica di furti in tutta Italia da Trento a Pordenone. Non solo, nell'aprile del 2019 i malviventi fecero saltare in aria anche lo sportello Banca Intesa di Arten in Belgio, che gli fruttò un bottino di 500.000 euro. Il modus operandi era sempre lo stesso: utilizzavano congegni esplosivi realizzati artigianalmente con polvere pirica collegata ad un cavo elettrico. Nel settembre del 2019 i carabinieri fecero un blitz nei campi nomadi di Ponzano e Vedelago, dove recuperarono passamontagna, arnesi da scasso e utenze telefoniche anche belghe. Non solo, ma i militari trovarono nascoste nelle proprietà di alcuni componenti della banda 130.000 euro in un barattolo di plastica, 64.280 euro in una finta tubatura di scarico ed ancora recuperate anche banconote macchiate di rosso provento dei furti. Indagini serrate che hanno portato a disarticolare un sodalizio criminale. Pene elevate per 4 dei componenti, uno solo con una condanna minore per un ruolo nella banda marginale.